Pro Cycling tappa auto del Giro d'Italia, poi tappa di montagna, alta montagna da Fiuggi a Capitello Matese, è veramente dura, eh? Devono fare le cose fatte molto bene. Vediamo un po' il Cume come riesce a destreggiarsi, abbiamo un più 2 di forma, quindi non male, Beppe, non male. Andiamo a vistare, chiaramente sta cercando di portare su il suo leader Quintana e noi abbiamo come obiettivo vincere la classifica dei giovani, sarebbe un miracolo ragazzi, sarebbe una roba no bella, sarebbe una roba di più che bella. Stiamo cercando, la Movistar sta cercando di fare una selezione bella, importante. Il pelotone adesso ha 73 unità, pendenza del 6,8%. Noi dobbiamo andare pianino ragazzi, piano piano piano. Cerchiamo chiaramente, se dobbiamo tirare dobbiamo provare il più tardi possibile, anche perché adesso anche nelle tappe di pianura devo assolutamente gestire il tutto, non posso più permettermi di perdere energie. Ho vinto anche la mia prima tappa, è una roba mostruosa e mo vediamo. Devo partire anch'io. Devo partire anch'io. Dai Comendone. Non scatto, ma quantomeno devo cercare di non perdere terreno. È dura però. È molto dura, ma ce la fa. Il Kume riesce a tenere. Bravo Kume. Very good Kume, very good, very good. Ma si sta scappando di nuovo, stanno scappando purtroppo. Dai Vecchio su. Dai Comendone, 5 km alla fine. 5 fottutissimi chilometri. Non riesco a ricucire, non riesco a ricucire un cazzo, non riesco a ricucire. Devo spingere un attimo. Devo tirarla, deve tirarla il Kume. Dai Kume, porca loca. Niente da fare. Stiamo perdendo terreno dai primi. Ok. Survive di gel. Niente da fare. Niente da fare. Troppo dura questa tappa per il Kume, troppo dura. Qua perderò sicuramente qualcosa. Vabbè. Più di così non potevo fare. Ho fatto una bella preparazione almeno nella prima parte. Dopo saremo a vedere la seconda. Ho perso purtroppo la maglia del miglior giovane a 59 secondi dall'inglese, porco. E adesso vediamo. Adesso vediamo cosa riesce a combinare il buon Kume. Qua stanno tirando un po' tutti. Eccolo là, Yates. Come mai il Kume è così fermo, signori? Perché il Kume è così fermo? Kume sveglia. Kume, porca di quella troia, ti sveglia o no? Guarda che roba, loro sono tutti quanti perfetti e il Kume dorme. Niente, non riesco a stare al passo e non capisco il perché. Per carità, no, ma sono pendenze dell'8%, insomma sì, non sono sicuramente le pendenze più belle. Però che palle, sto stronzo che se ne va dalla mia squadra, che coglione, madonna. Dai Kume, dai, non perdere tempo, madonna. Non posso perdere ancora dall'inglese però, eh. Kume, porca puttana, ti svegli o no? Stanno tirando tanto le merde. Stanno tirando tanto, ma il Kume non c'è proprio. Oh, finalmente. Finalmente. Ce l'ho fatta a tornare in corsa, però che fatica, oh. Che fatica, Beppe. Adesso vediamo se riesco a anticiparli. Sarà dura, ma io ci provo. Guarda come pompa la Movistar di merda. Quanto non li sopporto, mamma mia, fastidiosi come la merda sono. Gel energetico. Niente, proprio non ho la forza. Guardate anche l'inglese che se ne va. Sto figlio della mignota. Perché sono scarso comunque. Ho ancora dei parametri peggiori rispetto agli altri, non c'è niente da fare. Il come ci prova.
Il Cume ci prova adesso. Il Cume scade adesso. Il Cume scade adesso. Ma sono troppo veloci. Gli altri, attenzione. Il Cume. Sì! Sì! Yes! Seconda vittoria al Giro d'Italia. Come li ho fregati alla fine. Signori, che impresa del Cume. Seconda vittoria nel Giro d'Italia. Vado ancora avanti nei parametri. Grandissimo. Yes! Oddio, il porco di va. Oddio, il porco di Yates va. Fare in culo, va. Adesso qua il Cume perché è fermo, niente, il Cume ci vuole un po' prima di recuperare, cioè prima di carburare, è un diesel, perché praticamente sono pesante, il mi sono fatto col mio fisico. Hanno 16 secondi, ne hanno presi 16. Però non scappano, via, non scappano, dai che non scappano, ti prego, non fateli scappare. Però ho vinto già 2 tappe, ragazzi, veramente una soddisfazione. 20 secondi hanno... No, non posso perdere secondi, porca troia. 13. 13 secondi hanno sti figli della mignotta. Dai che li prendiamo. Perfetto, non ce l'hanno fatta le merdacce. Buono. Stavolta non sono partito giusto, purtroppo il Cume è proprio bloccato il Cume. Va bene, dai, però rimaniamo sempre... Dai, primi 10, 10. Va bene, dai. Arrivo, siamo sempre nel gruppo fondamentale, nel gruppo che si gode. Qualcuno prova a partire, chiaramente, qualche merdaccia. Qualche merdaccia prova a partire. Mendes e Inciausti, il mitico Inciausti. Vedete che no, era Yates, quanto lo odio, sono stronzo, adesso deve rompermi i coglioni. Stai in pianura crollo. In pianura crollo. Però la mia forma è buona, però ho paura che per la parte decisiva sia più bassa, speriamo di no. Il Cume fa fatica e si vede. Il Cume prova a spingere adesso perché sa che non ha molte alternative. Vai Cume, 9, 8, 7, attenzione, attenzione, sta crollando adesso, forse ce la fa, vediamo, attenzione, attenzione, mi va a battere proprio l'inglese, ma Dio Cristo, potrebbe essere la terza vittoria. Niente, Adam Yates che ha dei para 80 in montagna e 79 in collina e 7 in accelerazione. Ho fatto un'altra impresa, ma vaffanculo inglese di merda. Di oggi siamo l'arrivo nella nostra Campiglio, siamo ottavi nella generale e primi a 1,30 nella classifica giovani. Perché nella cronometro ho fatto strage veramente. Stiamo tranquilli, è una salita impegnativa di più, guardate. Arrivo a Campiglio, è veramente duro. Acceleration by, sto cazzo. Vabbè, adesso vediamo a Yates, ora qua l'inglese. Dobbiamo solo che stare tranquilli. Che bene mi dona il bianco, dai, come devi tenerlo questo bianco? Provano a scattare chiaramente. Provano a scattare il Cume, vediamo cosa fa. Dai che se l'inglese non ce la fa, io godo. Che è quello che è fondamentale, vincere la classifica giovani e dopo da fare la Vuelta, ragazzi, ormai voglio puntare ai grandi giri, io, cioè, ho tutte le possibilità di farlo, anche se adesso vedo che comincia a essere stanco, la barra gialla non c'è più, mancano 8, quasi, non, cioè non è che non c'è più, però è messa non bene. Sta nevicando, ragazzi, sta anche nevicando nei pressi di Campiglio, qua mancano 8 km. Eh sì, questa è la salita che porta alla meravigliosa Campiglio, dove il Cume è stato per 150 milioni di anni. Eccoci qua. Tan, tan, tan. Provano a scattare ancora, invece sembra più... Dov'è l'inglese? L'inglese è più in difficoltà. Chiaramente non punto assolutamente a vincere il giro perché è impensabile. Vediamo chi c'è, aspettate un attimo, chi c'è i primi posti. No, Iete, sei indietro, benissimo, è in A1. È in A1 ragazzi, godo. Molto bene, posso stare tranquillo anche se vanno a vincere gli altri non me ne fotte sinceramente. Non è un my problem. Ha perso molto, ha perso il... Bene, che culo.
Io posso stare anche tranquillamente in questo gruppo, posso stare. Perché tanto l'altro è a 3 minuti, quindi sono tranquillo al terzo. Noi siamo qua, tranquilli. Lasciamo vincere i primi perché sono più forti e in una salita così non ho speranze. Noi stiamo qua, belli tranquilli. Azzardini il terzo, io qua, beh, gol. Il Cume prova a scattare adesso, vediamo cosa riesce a combinare il Cume. Vai, 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 Quintana va a vincere, vince il secondo giro di fila Quintana. Ah, come che recupera anche posizioni, guardalo. Adesso è morto però. Adesso è andato. Six place però, signori, six place in questa tappa. Il prossimo anno possiamo vincere il giro se giochiamo, se andiamo alla grande. Raga, ho salutato il commendatore veneziano, siamo messi alla grandissima. La classifica dei minori giovani può essere nostra, ma mancano ancora le tappe più impegnative. Ciao!